Ci sono. Mi ero perso nei meandri della posta. E allora eccoci qui, benvenuti a questo appuntamento dedicato alla semplificazione dei rapporti tra enti locali e cittadino grazie al sistema regionale MyPA. Io sono Domenico Lanzilotta, sono un giornalista, sono il direttore di Veneto Economia e ho il piacere di accompagnare la Regione del Veneto, Agenda Digitale del Veneto 2020, in questo percorso di approfondimento dedicato all'innovazione che il sistema regionale MyPortal e MyPA stanno portando agli enti locali di questo territorio. Allora saluto le persone che ci accompagneranno in questo appuntamento che durerà circa un'ora, che sono Idelfo Borgo, direttore Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto. Buongiorno direttore. Buongiorno Domenico e buongiorno a tutti i presenti. Luca De Pietro, direttore dell'unità organizzativa Strategie ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto. Buongiorno Luca. Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti. E ancora Ilenia Zambonin, responsabile comunicazione Agenda Digitale Regione del Veneto. Buongiorno Ilenia. Buongiorno. Michela Saviane di Ads Collective, che ha lavorato agli strumenti di comunicazione di MyPA. Buongiorno Michela. Buongiorno a tutti. E ultimo, ma non ultimo, Antonino Mola, Sviluppo Comunità e Nuovi Servizi, Regione del Veneto. Buongiorno Antonino. Buongiorno Domenico, ben trovato a tutti. Allora, cominciamo con il direttore Idelfo Borgo. Questo è il terzo appuntamento di una serie dedicata a interlocutori diversi della pubblica amministrazione. Abbiamo avuto un appuntamento con i tecnici, uno dedicato ai sindaci e agli amministratori, questo più orientato a esplorare gli aspetti di comunicazione del progetto. Parliamo di MyPA e parliamo quindi di una soluzione che punta a mettere in dialogo i cittadini con gli enti locali. Una soluzione che si inserisce in un contesto più vasto e più ampio, in una serie di azioni che la Regione del Veneto ha messo in campo nel nome di una digitalizzazione che semplifica. Allora, ci aiuta a tracciare una piccola mappa di queste azioni? Sì, allora, la Regione del Veneto si è impegnata in un programma pluriennale che è iniziato quando è stata presentata l'agenda digitale, diciamo alla fine del 2017. In realtà proprio forse quest'anno, qua all'inizio dell'anno scorso, hanno cominciato a prendere piede in realtà in maniera concreta. Ricordo che l'agenda digitale prevedeva 3 principali ambiti di intervento in maniera trasversale a tutti gli ecosistemi. Intervenire sulle infrastrutture, intervenire sui dati e anche sull'empowerment inteso come la cultura digitale. Recentemente, ricordo, è già stato aggiudicato un bando di finanziamento per 7 milioni di euro per lo sviluppo dell'Innovation Lab, che ancora proprio è stato aggiudicato a gennaio, che mira proprio a sviluppare competenze e culture digitale nel territorio. Perché come Regione Veneto è importante per noi lavorare con il territorio e in questi anni, insomma, gli investimenti del dialogo che abbiamo fatto con il territorio stanno cominciando a dare i propri frutti. E proprio anche qualche settimana fa, il 15 di luglio, è stato aggiudicato anche un ulteriore bando di finanziamento per 13 milioni di euro che vedono coinvolti in realtà le aggregazioni del territorio, le aggregazioni che abbiamo chiamato SAD, i soggetti di aggregazione del digitale del territorio, che sono configurate proprio su un assetto provinciale, e questo bando di finanziamento mira proprio a intervenire su 2 tematiche ben precise, che è l'infrastruttura per la convergenza di tutti i sistemi infrastrutturali e data center del territorio, e soprattutto mira anche a sviluppare i servizi verso il cittadino, che è il cuore vero e proprio, poi l'aspetto finale che poi i cittadini vedono proprio il loro interesse all'utilizzo di questi servizi. In realtà poi anche recentemente abbiamo anche attivato dei finanziamenti per 8 milioni di euro verso le autorità urbane del Veneto, proprio per lo sviluppo delle piattaforme digitali anche legate anche proprio al concetto anche di Smart City e Smart Region. Ricordo che MyPortal 3, che è un po' il cuore, diciamo, delle piattaforme che mettiamo a disposizione, è in realtà un ecosistema di piattaforme che abilitanti, sul quale comprende identità digitale, pagamenti e soprattutto servizi al cittadino, che è uno degli elementi fondamentali che si vuole sviluppare con questo bando di finanziamento per 13 milioni di euro che dicevo prima.
So che MyPortal 3 è molto conosciuto come piattaforma che noi come Regione mettiamo a disposizione del territorio, perché proprio nei mesi scorsi molte delle persone che sono presenti anche oggi in questo webinar sono state impegnate in una migrazione dal vecchio prodotto di MyPortal, che era un po' forse a volte a torto visto come una sorta di piattaforma per gestire i siti istituzionali. In realtà la nuova versione di MyPortal si occupa principalmente proprio di interloquire anche con il cittadino, mettendo a disposizione di servizi rivolti proprio al cittadino. Oggi in realtà in questo webinar cerchiamo proprio di proseguire nel percorso che abbiamo iniziato nei mesi scorsi per cominciare a sviluppare ulteriormente il dialogo di comunicazione del territorio e cercare di aumentare le capacità che il sistema pubblico regionale ha di offrire servizi, cercando anche di spiegare anche meglio al cittadino e anche ai nostri amministratori di cosa significa digitalizzazione. È una cosa fondamentale poi questa della comunicazione, perché in realtà forse l'esperienza che abbiamo avuto in questi mesi qua del Covid ci ha insegnato che i servizi digitali, i servizi e strumenti digitali sono un'opportunità per migliorare la vita del cittadino. In realtà ad oggi forse abbiamo raggiunto un livello di maturità e tecnologie tali che ci consente di raccogliere questa sfida, di stare a passo coi tempi. Ricordo poi che tra l'altro anche il recente DL Semplificazioni ha introdotto non solamente delle sfide molto importanti, ma ha anche introdotto anche delle scadenze sul quale dobbiamo tutti stare attenti come amministratori, diciamo. Come dicevo, c'è una maturità tecnologica che ci consente di raccogliere questa sfida. La Regione del Veneto e il sistema, soprattutto anche delle pubbliche amministrazioni regionali, stanno raccogliendo questa sfida, e anche la grossa partecipazione che ci sono stati in questi incontri, in questi webinar, lo dimostra anche l'attenzione che c'è. Noi questa sfida qua la vogliamo raccogliere assieme. È chiaro che una cosa dobbiamo farlo assieme, cercando di collaborare come un'unica strada che non è solamente in grado di produrre servizi, erogare servizi, ma è anche in grado di comunicare questi servizi che noi mettiamo a disposizione. E questo è uno degli obiettivi che cercheremo di aiutarvi, diciamo, in questa giornata di oggi. Ecco, questo è un po' il quadro generale. Grazie direttore Borgo. Allora, infrastrutture, servizi e comunità, potremmo riassumerlo in queste tre parole chiavi, la grande varietà e articolazione di questo progetto. Siamo 221 i partecipanti iscritti a questo appuntamento, credo sia un segno tangibile di una comunità che cresce e che si appassiona. È così, Luca De Pietro? Sì, direi proprio di sì, grazie Domenico per l'introduzione. È una comunità che cresce anche di numeri, perché questo è il terzo appuntamento, come ha ribadito bene prima il dottor Borgo, e i numeri continuano a crescere. Ed è un argomento un po' tecnico, non tecnico dal punto di vista tecnologico, ma sicuramente molto specifico, ma che abbiamo voluto sottolineare e focalizzare, perché crediamo che spesso questo aspetto della comunicazione sia un aspetto che venga sottostimato. Io parto da due numeri solo per iniziare un po' questo mio breve ragionamento, perché poi l'intervento è lungo e altri interventi sono più interessanti del mio. Se noi prendiamo l'ultimo rapporto DESI, l'indicatore dell'osservatorio della Commissione europea sulla digitalizzazione dell'economia e della società digitale, e in particolare l'ambito che riguarda i servizi pubblici, noi vediamo due numeri che in qualche modo tra loro sono veramente stridono un po'. Il primo è qual è l'offerta di servizi digitali presenti in Italia. Circa viene mappato nel 92%, cioè su un sistema di servizi base che l'Unione Europea individua, il 92% degli enti li offre. Molti sono degli enti centrali, moltissimi sono degli enti locali. Quindi abbiamo quasi una copertura totale dell'offerta. Ma se prendiamo l'altro dato, qual è il livello di utilizzo, scopriamo che siamo veramente tra gli ultimi in Europa, ed è un dato, se non ricordo male, del 2020 del 30%. Un dato che è un terzo dell'offerta, cioè quindi solo un cittadino su tre usa i servizi, ma quello che è preoccupante è che è un dato che è in diminuzione negli anni, cioè paradossalmente 3 anni fa era il 34%, il 32%, il 30%. Quindi sembra che il cittadino che utilizza i servizi della PA digitali intanto fa fatica, ma soprattutto quella fatica poi non viene ricompensata e quindi magari li abbandona. Ecco, noi crediamo invece anche sulla base delle attività, del piano che abbiamo messo in campo, che ci sia un enorme spazio per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il digitale.
ci crediamo, MyPortal 3 MyPA va in questa direzione. Ovviamente per farlo dobbiamo coprire anche un ambito che forse fino ad oggi è stato poco focalizzato, che è quello della comunicazione. Cosa vuol dire comunicazione? Vuol dire tantissime cose, però l'idea su cui stiamo lavorando noi è veramente cercare di fare un'iniziativa che parta dall'ascolto, dal design dei servizi fino veramente alla promozione del servizio. Ecco, attorno a questa lunga filiera di comunicazione crediamo che possiamo provare tutti assieme, come ha detto bene prima il dottor Borgo, a lavorare per innalzare quel numero, per portare quel numero del 30% al 35%, al 40%, al 50%, perché ormai la tecnologia è matura, l'offerta si sta attrezzando e i webinar precedenti erano molto orientati all'offerta, cioè a che cosa fa MyPA, cosa fa MyPortal, quant'altro. Dobbiamo riuscire in qualche modo a costruire strategie di comunicazione end-to-end, mi passi questo termine, efficaci. Questo significa anche lavorare sulla rete, una rete che, come dicevamo, si sta costruendo, ma è una rete di comunicatori che è un po' tutta da costruire. Quindi partiamo dall'entusiasmo, ma sull'entusiasmo cosa costruiamo? Allora, sicuramente ci vuole entusiasmo, ci vogliono numeri e il numero che tu hai detto prima, il 213, è, per esempio per noi è stato, non dico una sorpresa, però un numero estremamente alto di persone che si sono iscritte e ci stanno seguendo in questo webinar. Intanto, due cose. Perché vogliamo fare la rete? Il primo aspetto l'ha detto benissimo, ripeto le parole di Delfo prima, perché la strategia che noi abbiamo adottato in questi 2 anni è stata una strategia aperta di coinvolgimento e ovviamente anche il tema della strategia della comunicazione è una strategia aperta. Vogliamo fare quindi questa rete di comunicatori partendo dai soggetti che vivono, lavorano nella nostra pubblica amministrazione. Secondo aspetto, che forse è un po' più tattico, crediamo veramente che un cambiamento così profondo non possa passare attraverso una strategia top-down. Non c'è campagna nazionale, non c'è campagna regionale, non c'è decreto semplificazione che possa valere quanto 300 persone che quotidianamente nelle proprie attività spingano per raccontare, per spingere nuovi servizi digitali. Quindi è un mix di obiettivo strategico ma anche di convinzione, per cui la rete per noi è un tassello fondamentale. L'abbiamo fatto negli anni scorsi, abbiamo fatto queste reti, questi gruppi di operatori molto orientati alla parte tecnologica, perché dovevamo colmare un gap tecnologico. Oggi siamo pronti per affiancare a questi gruppi tecnologici anche un gruppo di operatori, che magari possono anche essere gli stessi, più rivolti a gestire, anche qua uso una parola che va molto di moda, le soft skill, tra cui ovviamente la tema della comunicazione. Una rete, e provo a chiudere, che in realtà è una rete ambiziosa, non solo nei numeri, e oggi ne siamo qui perché ne siamo contenti e i numeri ce lo confermano, ma è anche ambiziosa nelle finalità. Le finalità che diamo a questa rete sono diverse. Provo a citarne alcune solo per condividerle con tutti quelli che partecipano a questo webinar. Il primo, crediamo che questa rete possa crescere se noi riusciamo tutti assieme a condividere le migliori competenze e far crescere le competenze dei singoli. Secondo, ovviamente, l'obiettivo, e poi entreremo nel dettaglio della presentazione di chi mi seguirà, una rete che farà delle cose operative, tra cui per esempio promuovere MyPortal e MyPA sul territorio attraverso il kit di comunicazione che abbiamo messo a disposizione di tutti. Un terzo tema per noi importantissimo, questa rete per noi deve essere anche un punto di riferimento su temi magari che spesso vengono considerati non centrali ma fondamentali per lo sviluppo del digitale nel Veneto, che è come quello della diffusione delle competenze digitali dei cittadini. Questa rete noi la vorremmo in qualche modo coinvolgere, abilitare, stimolare anche per far crescere le competenze digitali di chi sta fuori dalla pubblica amministrazione, ma chi deve utilizzare i servizi. E poi non dimentichiamoci che per noi rete vuol dire anche pensare a sistemi magari col tempo sempre più evoluti in grado di supportare anche il cittadino durante l'erogazione del servizio. Quindi una rete ambiziosa, con finalità ambiziose, che ovviamente nasce o quantomeno prende le mosse oggi, ma che, come abbiamo fatto nel passato, vuole guardare lontano e vuole andare lontano. Oggi siamo qui per un obiettivo specifico, raccontarvi che cosa abbiamo prodotto come materiali da mettere a disposizione di tutti per la promozione di MyPA e MyPortal 3, ma in realtà questa rete vuole essere un canale, un gruppo, una comunità che sia un po' di, usando un termine molto ampio, di risonanza e di valorizzazione di tutti i percorsi dell'agenda digitale del Veneto. Quindi
ampia e in qualche modo rivolta al futuro, anche perché ci sono nuove sfide. Inizia un nuovo ciclo di programmazione l'anno prossimo, europea. Abbiamo un'iniziativa, e ovviamente tutti i giorni riportano del recovery plan, per cui adesso ci sono enormi risorse che dall'Unione Europea vengono destinate all'Italia, e il digitale è uno dei pilastri assieme alla green economy, quindi questa rete può essere un tassello fondamentale in questa strategia attuativa che noi vorremmo portare avanti nei prossimi anni. Grazie Luca, una rete ambiziosa, una rete abilitata e direi abilitante, da quello che ci hai raccontato. Prima di entrare nel vivo e di raccontare un po' gli strumenti e le azioni a disposizione di questo progetto, vi ricordo che è possibile intervenire, quindi tutti voi che state partecipando a questo webinar potete interloquire con i panelist inviando un messaggio in chat, quindi o nella chat di gruppo o direttamente a me, Domenico Lanzilotta, selezionando il mio nome tra quello dei possibili interlocutori, o ancora utilizzando la funzione Q&A di Zoom. In questo modo, alla fine, in coda a questo appuntamento, selezioneremo alcune tra le vostre domande e le porteremo così sul tavolo. Comunque a tutte le domande sarà data risposta o nel corso dell'appuntamento o successivamente dai tecnici dell'agenda digitale del Veneto. Ma entriamo nel vivo del tema della comunicazione di MyPI, MyPortal 3. Lo facciamo con Ilenia Zambonin e Michela Saviani. Ilenia Zambonin è la responsabile comunicazione dell'agenda digitale della Regione del Veneto. Michela Saviani è la professionista di Ads Collective che ha lavorato alla creazione degli strumenti di comunicazione. Allora Ilenia, partiamo da te. Quali sono le linee guida che caratterizzano la comunicazione di questo progetto? Sì, allora questo kit l'abbiamo costruito con Veneto Innovazione e con le agenzie di supporto che è Ads e Bloom. Per noi doveva avere 3 caratteristiche principali ed essenziali. La prima è la semplicità. Quando parlo di semplicità, parlo di semplicità del linguaggio. Quindi abbiamo cercato di semplificare al massimo, o io dico tradurre, il classico linguaggio digitale per essere più comprensivo e quindi anche più vicino al cittadino. La seconda caratteristica è che è la personalizzazione, quindi i file sono file aperti, come vi farà vedere Michela poi. Significa ad esempio che ogni comune può mettersi il proprio logo. Come terzo punto abbiamo integrato sia una comunicazione tradizionale, quindi offline, sto parlando chiaramente delle locandine piuttosto che i flyer, quindi carta stampata, con una comunicazione più digital, come ad esempio banner per i canali social o immagini di WhatsApp. Questo chiaramente proprio per andare a prendere il più vario target di pubblico possibile. Adesso vi illustro brevemente, e poi Michela ve le farà vedere, che cosa abbiamo fatto. Allora, vedremo un vademecum che è sia per la parte tecnica, quindi per gli operatori della PA, e per i cittadini. I file aperti, quindi come ho detto prima, che possono essere personalizzati, saranno una locandina, un Deplian, un video, le cover sia per i canali social, quindi Facebook, Twitter, piuttosto che LinkedIn, un'immagine di WhatsApp e abbiamo messo a disposizione un tutorial per la personalizzazione. Adesso lascerei la parola a Michela, Project Manager di Ads, che ci fa vedere esattamente di cosa stiamo parlando, proprio il kit. Bene, grazie Ilenia dell'introduzione, buongiorno a tutti. Sì, Ilenia ha detto benissimo, insomma, le linee guida, appunto, abbiamo cercato di identificare, di realizzare dei materiali molto semplici, pronti all'uso, oppure personalizzabili per i comuni che volessero, insomma, avessero piacere e la possibilità di farlo. Allora, condivido lo schermo così vi mostro i materiali che riceverete prossimamente attraverso il link Google Drive. Benissimo. Dunque, tutti voi riceverete una cartella con 2 sottocartelle.
La prima si chiama esecutivi chiusi, appunto sono materiali pronti all'uso, e la seconda si chiama file aperti, quindi sono i materiali di comunicazione personalizzabili. Aprendo la cartella esecutivi chiusi, troverete prima di tutto il vademecum, che è questo strumento che vi ha anticipato Ilenia, è una presentazione in formato A4, quindi facilmente stampabile anche in ufficio. Mi confermate che vedete tutto? Che vedete tutto perfettamente? Sì. Appunto una presentazione facilmente stampabile anche in ufficio, che introduce gli obiettivi del progetto e poi entra nel dettaglio dei servizi e delle modalità di fruizione da parte dei cittadini e da parte degli operatori. Quindi per i cittadini si parlerà di MyPA, quindi come accedere all'area personale, come personalizzare il profilo, come accedere alle varie funzionalità. Per gli operatori invece si amplierà il discorso anche a tutta l'infrastruttura sottostante, quindi si parlerà anche di My Intranet, My CMS, My Instance e tutte le diverse funzionalità che il progetto nel suo complesso, insomma, prevede. Il tutto con un linguaggio estremamente semplice. Alla fine troverete i contatti comunque a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento. Questo materiale peraltro è disponibile anche attraverso il sito adiveneto2020.it nella sezione MyPA. Sempre poi all'interno della cartella esecutivi chiusi troverete i veri e propri materiali di comunicazione. Quindi partiamo dalla locandina, è una locandina in formato A3, quindi anche questa facilmente stampabile anche dall'ufficio. Questo visual penso che l'avrete già visto come minimo, diciamo, nel background che ci ha introdotto. Quindi è un key visual molto semplice che vuole in un'immagine dire che con MyPA si mettono a fuoco, attraverso lo smartphone, attraverso i device digitali si mette a fuoco la realtà del tuo ente locale e i servizi a disposizione. Quindi anche il testo che vedete sotto, in modo molto semplice e conciso, invita a accedere direttamente al servizio su mypa.regione.veneto.it o attraverso il sito del proprio comune, o a scoprire maggiormente i dettagli sul sito di appoggio adiveneto2020.it. Questo stesso visual viene poi declinato negli altri materiali di comunicazione. Abbiamo un Depliant 3 ante formato chiuso A4, quindi anche questo facilmente stampabile e poi piegabile in 3 parti. Vi mostro il fronte e poi il retro, che entra maggiormente nel dettaglio dei servizi disponibili. Abbiamo poi dei formati digitali, appunto, sia per Facebook che per Twitter che per LinkedIn. Abbiamo una cover e un post in formato quadrato, un'immagine da far girare via WhatsApp ai vostri contatti e poi un video. Il video è probabilmente lo strumento più emozionale, più coinvolgente, e ve lo mostrerei nella sua interezza dedicandogli il prossimo minuto, diciamo, a questo strumento. MyPA è la tua area personale realizzata da Regione del Veneto, che raccoglie tutti i tuoi documenti con la pubblica amministrazione: certificati di nascita, iscrizione all'asilo, carta d'identità, cambio di residenza e tantissimi altri servizi. Oggi puoi accedere a tutto questo in modo facile e sicuro, comodamente dal tuo computer o smartphone, perché con MyPA è l'amministrazione pubblica che si avvicina a te. Molti enti locali del Veneto hanno già aderito al progetto, adottando la soluzione proposta da Regione del Veneto. Accedi direttamente ai servizi su mypa.regione.veneto.it o attraverso il sito del tuo comune.
Benissimo. Passando alla seconda cartella, qui appunto trovate i file aperti di tutti i materiali eccetto il vademecum. Che cosa permette di fare questa cartella? Permette di personalizzare i diversi materiali, prendendo ad esempio la locandina, ed entrando nello facendo un esempio. Voi potrete con i file aperti inserire il link esatto, l'URL esatta del vostro sito, inserire il logo del vostro comune e cambiare la foto. Questa è una foto, diciamo, iconica, esemplificativa, e potrete cambiare la foto e inserire quella esattamente del vostro comune. Lo stesso per il video, attraverso il file aperto potrete andare ad inserire un frame al termine del tutto. Dopo questo frame potrete inserire un frame con il logo del vostro comune. Ok, allora i file aperti sono in formato, sono divisi nelle solite sottocartelle, insomma, per la massima facilità, insomma, di fruizione. Troverete diversi formati. Per aprirli è necessario avere a disposizione o Photoshop e InDesign. Per aprirli e lavorarli serve Photoshop e InDesign. Per quanto riguarda il video serve avere Premiere oppure uno strumento di video edit, per cui è probabilmente necessario, insomma, l'intervento di una vostra tipografia di fiducia per quanto riguarda i materiali stampati, se volete appunto personalizzarli, e di un consulente video, un esperto, insomma, di video edit per quanto riguarda il video. Quindi appunto, tornando alla locandina, questo è lo spazio che abbiamo previsto per il logo del vostro comune, e qui appunto lo spazio per l'URL. Per guidarvi nella personalizzazione di tutti questi materiali abbiamo realizzato anche un video tutorial che trovate nella cartella 8, che in modo davvero semplice guida passo per passo, video tutorial per Veneto Innovazione. Guida passo passo a tutte le azioni da fare per personalizzare tutti i diversi materiali. Quindi come si interviene sui livelli della foto, dove si inseriscono i vostri elementi di personalizzazione, eccetera. Bene. Fantastico. Tutto chiaro? Grazie Michela. Perfetto. Bene, Grazie Michela, e approfitto perché è collegato con una domanda che mi è arrivata in diretta in chat privata. Esiste un help desk per risolvere eventuali problemi? Chiede Angela Farinelli. Ilenia, Michela, non so chi vuole rispondere. Sì, guarda, adesso comunque raccoglieremo tutte quante le mail delle persone che poi si occuperanno di seguirci e di supportarci in questa comunicazione. Gli daremo tutte le informazioni, chiaramente. Verranno contattati direttamente da noi. Perfetto, allora intanto grazie a Ilenia Zambonini e Michela Saviane che ci hanno un po' mostrato il ventaglio di opportunità di comunicazione legato a questo progetto, dal vademecum ai materiali di comunicazione, le locandine, i video, gli strumenti per i social, che sono sicuramente centrali nella comunicazione di un progetto così innovativo. Ma vorrei passare adesso ad Antonino Mola, ricordo Sviluppo Comunità e Nuovi Servizi, Regione del Veneto, per capire un po' meglio, Antonino, quali sono gli obiettivi di comunicazione di questa campagna, innanzitutto. Sì, grazie Domenico. Intanto buongiorno a tutti ancora, e permettetemi in premessa di ringraziare i nostri colleghi presenti al webinar, in maniera particolare tutti quei colleghi dei comuni che hanno aderito all'iniziativa MyPortal. Sono 180 i comuni fin qui aderenti, di cui 120 sono già live. E questi colleghi volevo ringraziarli perché hanno fatto uno sforzo importante. Migrare da una precedente infrastruttura all'attuale infrastruttura vuol dire averci messo non solo lavoro ma passione,
però io credo che il frutto di questo lavoro e di questa passione abbia portato un vero valore al proprio ente e in genere alla capacità della pubblica amministrazione di rinnovarsi. Teniamo conto che oggi, grazie a questo sforzo, gli enti possono contare su un nuovo sito istituzionale, quindi che non ha solo portato una nuova modalità di presentare il proprio ente e di aderire alle normative che impongono alle amministrazioni di presentare i contenuti e presentare le informazioni in un certo modo, ma hanno dato la possibilità al cittadino di poter accedere a un nuovo strumento di servizio. E quindi il primo obiettivo di comunicazione che abbiamo è proprio questo valore, il sito istituzionale. Vorremmo che il cittadino percepisse questa novità e con una serie di ulteriori elementi che non sono solo il sito istituzionale, ma abbiamo parlato diffusamente di MyPA, e quindi questo è un altro obiettivo comunicativo. Vorremmo far comprendere al cittadino che non si tratta solo di un sito istituzionale, diceva bene prima il nostro direttore Delfo Borgo, MyPortal oggi, a differenza di quello che succedeva ieri, non è uno strumento per mettere a disposizione il sito istituzionale, ma è un ecosistema molto ricco che è in grado di offrire, e qui è il terzo obiettivo comunicativo, non solo un sito istituzionale, non solo un'area personale, ma anche un'area di gestione delle risposte ai servizi del cittadino che consentirà agli operatori di sviluppare non solo semplificazione, ma anche facilitazione per gli enti stessi. Quindi i 3 obiettivi di comunicazione sono questi. Benissimo. Questi obiettivi sicuramente sfidanti viaggiano sicuramente con una roadmap, con un piano, un percorso che ci aiuta a raggiungerli. Allora, qual è questo piano, qual è questo percorso, Antonino? Beh, innanzitutto, lo diceva il direttore Luca De Pietro, prima il percorso si basa sulla nostra idea di comunità, e quindi quello che noi vorremmo proporre agli enti del territorio, ai nostri colleghi sul territorio, di aiutarci in questo percorso di comunicazione, iscrivendosi o comunque insomma partecipando a questa rete. Noi alla fine di questo webinar, nelle prossime ore, manderemo un invito ad iscriversi a questa rete, per cui il piano si basa su una capacità dei nostri colleghi sul territorio di far squadra, di far comunità con Regione Veneto, e il primo, diciamo così, compito che vorremmo condividere con loro è istituire non solo la rete dei comunicatori della Regione del Veneto, ma anche un panel di cittadini amici. Quindi ci piacerebbe che ci aiutassero a individuare una serie di cittadini che possono iscriversi a questa rete dei cittadini amici, con i quali iniziare un rapporto costante in qualità di sensori privilegiati della pubblica amministrazione per verificare anche la qualità del lavoro svolto, la percezione che gli utenti hanno dei nostri strumenti. Con questi 2 attori privilegiati noi vorremmo nei prossimi mesi iniziare una campagna sviluppata in 3 fasi. Una a breve, che partirà a fine agosto e che coinvolgerà le persone che si sono iscritte alla rete dei comunicatori, coinvolgerà queste persone in un percorso di formazione, perché come abbiamo visto metteremo a disposizione degli strumenti, ma metteremo a disposizione anche dei momenti in cui insieme verifichiamo il modo migliore per utilizzarli e come utilizzarli. Inizierà quindi una campagna in cui a settembre vorremmo colpire i nostri cittadini comunicandogli l'idea inizialmente di MyPortal. Ci sarà una seconda campagna a medio termine che noi prevediamo di
calendarizzare più o meno verso la fine dell'anno. In questa seconda campagna vorremmo concentrarci di più sul tema dell'area personale e quindi vorremmo in qualche modo comunicare la possibilità dei cittadini di avere nuovi servizi. Avremo la novità dell'integrazione tra il nostro strumento MyPortal 3 e l'app Io, e quindi ci sarà un momento in cui vorremmo portare questa innovazione nei confronti dei nostri cittadini. E infine ci sarà una campagna più a lungo termine che ci vedrà impegnati nel prossimo anno, in cui ci saranno le evoluzioni di tutta una serie di progettualità che porteranno a vantaggio dell'ecosistema sempre più servizi, e quindi avremo esigenza di comunicarli. Quindi tre momenti, 3 livelli di comunicazione. Qui un po' credo rispondiamo alla domanda che faceva Daniele Brunello, cioè quanto durerà la campagna di comunicazione di progetto. Potremmo dire never ending. Sì, quello che vorremmo costruire è un rapporto continuativo nel tempo con i nostri colleghi. L'innovazione non è un momento, uno shot che si conclude, è un costante rapporto. Il direttore Luca Di Pietro diceva prima, forse dovremmo investire di più in questa capacità della pubblica amministrazione di raggiungere con messaggi chiari e semplici ai cittadini. C'è un'altra domanda che mi è arrivata diretta di Roberto Rossini, che dice: sono previsti altri appuntamenti dedicati alla comunicazione? Immagino ovviamente di sì, visto che Antonino parlavi di una rete che poi si incontra e cresce assieme. Assolutamente sì, dicevo prima che a fine agosto ci saranno i primi incontri di formazione, ma poi ci sarà tutta una pianificazione di attività che ci porterà ad accompagnare gli enti in quelle 3 fasi di cui dicevo prima. Ecco, c'è invece una domanda più legata alle soluzioni tecniche, quindi credo che sia sempre tu comunque l'interlocutore. È arrivata nella chat pubblica da Carla Baraldo. Nel video promozionale si accennava alla possibilità di ottenere certificati anagrafici o anche altri documenti. Come si realizza ciò, visto che tutti i comuni hanno gestionali diversi fondamentalmente? Allora, la nostra infrastruttura, MyPA in particolare, ma non solo, viene sviluppata con la collaborazione di molti altri enti. E il Comune di Bologna in questo momento sta sviluppando l'integrazione tra l'infrastruttura MyPA e la NPR. Quindi vi sarà la possibilità di avere direttamente nell'area personale del cittadino il collegamento tra la sua, diciamo così, componente anagrafica, quindi tutti i suoi certificati che verranno messi a disposizione direttamente da NPR. Posso aggiungere una cosa a questa risposta di Antonino, che è precisissima, e provo a fare un ponte. Rispetto a questo, anche l'ha detto prima il dottor Borgo, il bando che si è appena chiuso ha visto il coinvolgimento di 7 SAD, 7 aggregatori territoriali e 273 comuni, e dentro quel bando c'è una sottoazione specifica che riguarda proprio l'integrazione dei back office, rivolta proprio a integrare i back office dei comuni verso il mondo dei servizi MyPortal 3, ma non soltanto. Quindi ci sono azioni congiunte che spingeranno per velocizzare anche questo processo di digitalizzazione. Chiarissimo, ma Luca De Pietro, resterei su di te. Questo processo di costituzione di rete è sicuramente sfidante, sta dentro un approccio però anche organizzativo, cioè le stesse soluzioni MyPA sono state sviluppate in un'ottica di rete. Sì, hai perfettamente ragione. Quando poi noi abbiamo pensato alla strategia che ha enucleato prima anche il dottor Borgo, abbiamo pensato a una strategia di governance che fosse veramente in qualche modo coinvolgente. Abbiamo pensato attraverso
l'abbiamo detto prima, il coinvolgimento del territorio, un territorio che però ha una sua storia. Il territorio in questi anni si è organizzato e noi abbiamo voluto fare questo percorso questo piano di digitalizzazione degli enti locali valorizzando le storie del territorio. Abbiamo in qualche modo valorizzato i percorsi fatti, in ogni territorio c'erano delle aggregazioni che erogavano servizi digitali che spesso ruotavano intorno all'amministrazione provinciale o ai grandi comuni, e da lì siamo partiti per costruire questa governance multilivello. È ovvio che questa governance multilivello non può essere né una governance soltanto tecnologica, non può essere solo una governance economica, perché ovviamente i soldi sono importanti e il bando che abbiamo chiuso la settimana scorsa ne è un dato di fatto, perché 13 milioni è la capienza di questo bando. Oggi in giunta, per esempio, è passata un'altra iniziativa rivolta sul tema dello smart working, quindi altre risorse, altri temi, ma deve essere anche una governance, quella che noi chiamiamo delle competenze. Abbiamo bisogno di di crescere tutti assieme sul tema delle competenze, che sono competenze sicuramente di dominio tecnologico, perché questo è imprescindibile, ma sempre di più sono competenze trasversali. Le persone che lavoreranno nella pubblica amministrazione devono avere la capacità, e noi per primi ci stiamo mettendo in gioco, di non soltanto saper leggere l'evoluzione tecnologica, ma anche di saperla raccontare, gestire, programmare, controllare, monitorare. E qui lo dico perché poi è un percorso che stiamo intraprendendo e crediamo che l'unico modo per portarlo a termine sia effettivamente quello di tenerci un po' tutti assieme. Non c'è un ente sovraordinato per sua natura, che è come la regione, ma c'è un ente che parte da questo suo ruolo per mettersi a disposizione di tutto il territorio. Questo è un atteggiamento che noi rivendichiamo anche nei tavoli nazionali, quando partecipiamo ai tavoli nazionali, quindi siamo contenti quando ci sono iniziative nazionali, ma anche, come stiamo facendo per esempio sul tema dei pagamenti, chiediamo che la regione assieme al suo territorio giochi un ruolo. Non crediamo a imposizione solo dall'alto, ma crediamo e cerchiamo di attuare percorsi partecipativi in senso molto trasversale. Ci stiamo riuscendo, siamo contenti. Oggi aggiungiamo un altro tassello di questa strategia molto ampia. Ovviamente il successo dipenderà da noi, ma da tutti quelli che parteciperanno a questa iniziativa, quindi poi sarà ovviamente un successo condiviso. Ecco, e a proposito di chi parteciperà all'iniziativa, c'è una domanda di Francesca Lotti. Siamo consulenti per diverse PA per l'innovazione rivolta agli over 65, che è sicuramente una fascia importante. Potremmo iscriverci alla rete dei comunicatori per favorire lo sviluppo di visibilità di MyPortal? Mi viene da rispondere direttamente di sì, ma sul come magari lasciamo a Ilenia Zambonin la risposta. Scusate, ho la connessione forse che non va tanto bene. Sì, ok. E scusami Domenico, non ti ho sentito perché era andata via la mia connessione. La domanda è, qui c'è un target specifico che è quello di consulenti per l'innovazione sugli over 65, ma la domanda poi probabilmente anche più generale è come ci si iscrive a questa rete di comunicatori. Allora, metteremo online sul nostro sito di agenda digitale a giorni un Google Form dove chiederemo i dati e la loro mail e poi saranno contattati da noi direttamente per iniziare il percorso. Quindi tra qualche giorno basta guardare il sito di agenda digitale e ci sarà diventa un comunicatore di agenda digitale sul territorio e quindi potranno compilare il form. Fantastico. C'è una domanda di Giuseppina Morosin che ringrazio perché ci permette di ricordare che la soluzione non è solo per i comuni, noi poi per semplificare spesso parliamo di comuni, ma è per tutte le realtà della pubblica amministrazione. Allora la domanda è questa: la nostra IPAB utilizza già MyPortal 3 come sito istituzionale, dal 2017 abbiamo diritto a MyPay, ma noi siamo appunto una casa di riposo e non un comune. Possiamo venire coinvolti anche noi in questo processo utilizzando il materiale che metterete a disposizione? Possiamo personalizzarlo con i contatti e il logo della casa di riposo o è una cosa troppo azzardata? Ilenia, direi che sì. Sì, certo. Direi di sì, insomma, che si può personalizzare assolutamente. Perfetto. Procediamo con le domande che sono tante. Potete organizzare, chiede Daniele Marchesin, dei tutorial salvati a sistema con le funzionalità principali attivabili? Credo che siamo già partiti con questo, ne parlava già anche Michela, giusto?
Vedo... Sì, appunto confermo, abbiamo realizzato questo video tutorial che prima ho scorso molto velocemente, che accompagna passo passo nella personalizzazione di tutti gli strumenti. E c'è comunque il contact center per eventuali dubbi o problematiche. Perfetto, grazie Michela. C'è una considerazione di Francesca Zeggio che girerei a scelta a uno dei 2 direttori. Purtroppo non si fa più formazione nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto sotto l'aspetto informatico. L'iniziativa dei Digital Angel promossi tempo fa dalla Regione per le aziende sarebbe utilissima anche all'interno della pubblica amministrazione, perché noi amministratori passiamo, ma i problemi restano. Provo a rispondere io. Prego. Allora, per quanto riguarda chiaramente la formazione su pubblica amministrazione, è un elemento fondamentale del percorso che abbiamo fatto, soprattutto poi ricordo che in questi mesi poi si sono fatti parecchi incontri, in mesi anche scorsi, parecchi incontri nell'ambito sempre del circuito dei MAI, del cluster, diciamo, in cui si sono formati anche dei gruppi specifici di competenze per cercare di portare avanti proprio determinati, chiamiamoli percorsi formativi verticali, onde cercare di non fare proprio formazione trasversale. Ricordo poi che, come dicevo prima, che all'inizio di quest'anno è stato anche aggiudicato anche un bando su Innovation Lab, in cui uno degli obiettivi proprio è l'incontro tra il pubblico e il privato, proprio anche nell'ambito delle digital skill, nell'ambito anche della formazione, in cui far formazione sia per il pubblico, inteso proprio come per il cittadino, aiutarlo anche nell'utilizzo di servizi digitali, ma anche come formazione per gli operatori della pubblica amministrazione, che devono essere in grado anche di fare dei servizi che siano facilmente usabili. No? È chiaro purtroppo che questo percorso qua è iniziato, ma si è praticamente quasi subito fermato all'inizio di quest'anno, perché poi il Covid ci ha un po' fagocitati tutti come pubblica amministrazione su un percorso, tanto è vero che abbiamo spostato un po' più avanti alcune deadline di partenza del progetto proprio dell'Innovation Lab, in cui proprio in quest'ambito qua si cercherà di trovare proprio lo sviluppo anche della formazione della PA, appunto per cercare di erogare i servizi digitali in maniera adeguata. Faccio un piccolo inciso che non c'entra niente con questa domanda di cui stavo cercando di rispondere, perché forse noi abbiamo dato per scontato all'inizio di questo intervento oggi dedicato alla formazione, che MyPortal non si posiziona come piattaforma in sostituzione di quello che sono gli applicativi che vengono utilizzati nei comuni, ma si interpone proprio come interfaccia di comunicazione verso il cittadino e chi si integra proprio con tutti i back office dei vari comuni. Tanto è vero che noi principalmente stiamo portando avanti anche un tavolo di lavoro proprio con i fornitori stessi degli operatori che lavorano con le pubbliche amministrazioni, per far sì che i propri gestionali siano integrati in questa piattaforma, in modo tale che cercare di portare un po' quel concetto che forse non avevo parlato prima, ma avevo parlato in precedente webinar, il concetto di portare di democrazia digitale, perché si diceva sempre, cioè è facilissimo portare i servizi della pubblica amministrazione in comuni di grosse dimensioni che hanno capacità tecniche e organizzative per poterle erogare, ma la vera sfida nostra è quella di portare i servizi ai cittadini di quei piccoli comuni che non hanno capacità tecniche. Ecco che partecipare a questa piattaforma significa avere in eredità tutto un insieme di interfacciamenti verso il cittadino, ma anche verso i propri gestionali. Ricordo anche uno degli elementi fondamentali che è proprio inserito all'interno del decreto semplificazioni è l'interfacciamento verso l'app IO messa a disposizione dal Ministero. Questo noi lo stiamo già portando avanti nei tavoli sia nostri personalmente, ma anche, come diceva prima Antonino, proprio anche nei tavoli che stanno sviluppando altre regioni che partecipano insieme con noi allo sviluppo di questa piattaforma. Antonino ha accennato al Comune di Bologna, ma poi ce ne sono tantissimi altri che non mi ricordo più, Città Metropolitana di Roma e tantissimi altri che stanno partecipando. Chiarissimo. C'è anche una considerazione di Umberto Sambugaro che dice che le amministrazioni hanno necessità di attivare un'interfaccia intelligente che produce dalla necessità del cittadino un'istanza digitale nei flussi corretti. Obiettivo di MyPA? Beh, direi proprio che siamo in linea. Sì. Chiaramente questo, se ho interpretato bene la domanda, sottende anche tutto un insieme di utilizzo di strumentazioni come intelligenza artificiale, machine learning, nei quali ovviamente
da tecnico, mi viene a dire, per far funzionare bene questa interfaccia bisogna partire da una base dati diciamo abbastanza importante, il che vuol dire che non è che si mettano in piedi direttamente intelligenza artificiale senza avere una base dati, bisogna prima mettere in piedi i servizi, il loro utilizzo e da lì cominciare a evolvere questi servizi sulla base un po' dello storico che sta portando avanti. Comunque è uno degli aspetti fondamentali che cercheremo di portare avanti, vuoi perché una cosa fondamentale, non vorrei proprio essere, cioè, continuare sempre a ritornare sul decreto di semplificazioni, ma vengono sottolineate anche molte situazioni, concetti che poi hanno ripreso proprio dal piano triennale, concetti come il once only, far sì che tutta la base dati della pubblica amministrazione possa diventare proprio un valore sul quale far crescere i servizi tramite strumenti di intelligenza artificiale, ma soprattutto impedire che poi un cittadino che passa da un'amministrazione all'altra deve sempre ricordare i propri dati e le proprie informazioni che ha dato nel frattempo. Direttore Borgo, rimango su di lei. C'è un'altra domanda da Francesca Lotti. È pensabile un'opportunità del progetto Innovation Lab anche per rete di comuni piccoli e non capoluogo superiore ai 40.000 abitanti? Abbiamo avuto molte richieste di interessamento territoriale. Allora, l'Innovation Lab in realtà è un bando che è già stato aggiudicato, quindi su quello non possiamo toccarlo. Sì, immagino che la domanda sia più in prospettiva sui prossimi... Sì, in realtà noi il fatto di aggiungere anche determinati indicatori sono legati su due aspetti. Il primo è che chiaramente sono indicatori che ci arrivano direttamente dalla Comunità Europea, di evitare frammentazione nel distribuire i soldi, perché stiamo parlando di soldi della Comunità Europea. Nell'altro in realtà va a stimolare proprio che i piccoli comuni si aggregano, facciano delle aggregazioni per evitare di frammentare le risorse che noi mettiamo a disposizione, ma soprattutto io direi più che frammentare le risorse, che sembra un po' abbastanza venale, cercare di mettere a disposizione proprio anche quelle competenze, quelle risorse che i piccoli comuni non potrebbero mai avere. Ricordo che i piccoli comuni, il responsabile dei sistemi informativi è un elettricista che è stato messo a capo perché tra fili e byte tutto sommato le cose possono anche funzionare. No? Quindi su queste cose qua è un ruolo anche proprio forza, noi come Regione Veneto, cercare di aiutare. Se ci sono situazioni di questo tipo, noi piuttosto cerchiamo di sviluppare le aggregazioni per cercare di stimolare più che frammentare gli investimenti. Posso aggiungere una cosa a questo? Gli Innovation Lab erano hub di reti un po' più ampie che si collegavano a almeno 5 palestre digitali, che erano questi spazi di acculturazione digitali per superare il digital divide, che spesso risiedevano attorno ai grandi comuni di 40.000 abitanti. Questa logica, anche qua, aggregativa, fa parte un po' di quella strategia che dicevo prima. Noi in tutti questi bandi che abbiamo fatto e che faremo, spingeremo sempre in questa dimensione aggregativa dei territori, in modo tale che ci sia qualcuno si faccia carico, anche in base alla propria capacità organizzativa, di coordinare un progetto ampio, ma che poi sappia nel contempo valorizzare e integrare i piccoli comuni e le piccole realtà che attorno a lui operano. Chiaro, grazie Luca. Ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento. Chiederei a Ilenia Zambonin di ricapitolare quali sono le prossime mosse. Allora, sì, nei prossimi giorni sul sito di Adiveneto 2020-2020.it ci sarà proprio in home page un Google Form dove si potranno lasciare i propri dati e la propria mail e poi verranno ricontattati da noi, dove metteremo a disposizione i materiali e li spiegheremo, cioè li accompagneremo chiaramente in tutto questo percorso di comunicazione. Quello che ci tenevo a dire prima è anche che, come diceva prima il dottor Borgo e il dottor De Pietro, la strategia di agenda digitale è proprio di ascolto del territorio. Quindi il kit che noi abbiamo pensato nasce proprio così. Noi siamo partiti da dei momenti di ascolto con dei cittadini di varie fasce d'età, quindi dai 20 fino agli over 65 che dicevamo prima, e poi anche con alcuni operatori della PA, proprio per tradurre il linguaggio digitale per essere più vicino al cittadino. Quindi io direi di guardare il nostro sito tra qualche giorno, per fine settimana, inizio della prossima, e poi iniziamo il percorso assieme. Fantastico, allora... Domenico, posso aggiungere una cosa? Sì, che prego. Vorrei chiedere ad Antonino, no, se cortesemente mi aiuta un attimo a ricordare un percorso che noi stiamo facendo, perché ricordo che c'è un bando di finanziamento per 42 milioni di euro messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, mi sembra,
per i comuni sotto i 5.000 abitanti per lo sviluppo di servizi digitali, sul quale noi stiamo cercando di aiutare il territorio per poter partecipare a questo bando di finanziamento, che non sono soldi messi a disposizione della Regione, ma con il quale noi stiamo cercando col Dipartimento di coordinare il fatto che i comuni possano partecipare. Antonino, se puoi dire 2 parole in più su questo. Sì, allora va esattamente nella direzione che diceva il direttore Delfo Borgo, e cioè c'è questo bando della funzione pubblica che prevede un finanziamento totale a livello italiano di 42 milioni di euro orientato ai comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi a quella fascia di comuni che hanno più difficoltà e che in qualche modo dovrebbero essere destinatari di questo intervento. Ora, il bando prevede che ciascun comune possa indicare i propri fabbisogni in termini di sviluppo della propria capacità amministrativa, quindi l'utilizzo delle tecnologie, pago PA, eccetera, eccetera, presentando o in forma singola o in forma associata l'adesione a questa manifestazione di interesse alla quale seguirà il progetto. Noi come Regione Veneto, grazie a una collaborazione con ANCI, con UPI e con i SAD, che sono i soggetti aggregatori del digitale che sono stati in qualche modo promossi da Regione Veneto per raccogliere quello che erano le esperienze precedenti in termini di accompagnamento di enti e territorio, con questi attori abbiamo in qualche modo ideato un fabbisogno complessivo che chiederemo a ciascun ente di promuovere a livello nazionale con la regia della Regione, dell'ANCI, dei SAD e degli UPI. Quindi proprio a ribadire questo stimolo di progettualità che devono non essere spalmate su tanti piccoli comuni con risorse che probabilmente non riescono a essere così efficaci se gestite dal singolo comune, ma in un contesto di comunità possono portare a un progetto più grande e più efficace per tutto il territorio. Bene, grazie per questa nuova informazione. E allora io ringrazio Idelfo Borgo, Luca De Pietro, Ilenia Zambonin, Michela Saviane e Antonino Mola per averci accompagnato in quest'ora che lancia un po' questa attività di comunicazione, attività condivisa, attività in rete per il progetto MyPI, per tutti i progetti legati alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Grazie alla Regione del Veneto, Agenda Digitale del Veneto, appuntamento allora sul sito dell'Agenda Digitale nei prossimi giorni e poi ancora online e si spera anche in presenza per i prossimi appuntamenti con la rete dei comunicatori. Grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie.